Ciao, sono Manuela Zoncheddu di Sardegna Notizie 24. Oggi è il 28 aprile, sa di essa Sardegna, dove festeggiamo appunto la commemorazione della giornata in cui nel 1794 il popolo sardo fu capace di cacciare definitivamente i piemontesi. I festeggiamenti si sono tenuti anche in Consiglio regionale ed è stata anche un'occasione per una riflessione politica e civile sul presente e sul futuro della Sardegna. Il presidente del Consiglio Piero Comandini ha sottolineato l'importanza di recuperare le proprie radici storiche, quindi quel senso di unità che ci rende capaci anche di superare le sfide attuali. Il concetto di unità è stato ripreso anche dagli altri consiglieri regionali e dalla presidente della regione Todde, la quale ha denunciato il boicottaggio di forze ostili al cambiamento e ha inoltre invocato un nuovo impegno collettivo per difendere l'autonomia. Nel suo discorso la presidente ha ricordato figure importanti come Berlinguer, Gramsci e Lusso, figure che ancora oggi trasmettono quell'energia e quella voglia e possibilità di cambiare le cose.